Insomma, buonasera, l'incontro di questa sera è il ruolo educativo dello sport e mi viene in mente un vecchio adagio che è mens sana in corpore sano, no? Quindi possiamo affrontare questa sera con i relatori che sono alla mia destra e alla mia sinistra un po' qual è effettivamente il ruolo educativo dello sport, la crescita, no? Lo sport in qualche modo è una sorta di didattica, dà un'impostazione molto forte, soprattutto per chi ovviamente lo sport lo intende da un punto di vista agonistico, ma anche per chi invece lo pratica esclusivamente in maniera dilettante, ha un ruolo che è notevole all'interno della società, tant'è vero che un imprenditore come Enrico Sammer investe tantissimo nello sport e non credo solamente per passione, come può essere per la pallanuoto o per altre discipline, ma credo proprio per quello spirito che credo che lui interpreti, quello spirito tipicamente triestino mecenatesco, no? Di portare, come dire, avanti una crescita, di spingere per una crescita orizzontale della società in senso quanto più lato possibile, e lo fa attraverso questo strumento che è appunto lo sport. Quindi non solo il finanziamento per scopi ludici e personali di una squadra, perché ci piace il basket piuttosto che la pallanuoto, ma al contrario perché ha costituito questo Trieste Campus in cui si fa ben altro, e direi che lo sport diventa appunto in quel caso lì veramente uno strumento di crescita, di aggregazione e quindi di sottrarre magari anche i giovani a quelli che possono essere i pericoli forse di una società che sta cambiando, e di, diciamo così, di fare squadre e di far veramente crescere questi ragazzi. Enrico Sammer, è vero quello che dicevo? Grazie dottor De Filippo. Ringrazio tutti, buonasera a tutti. Parto dalla Pallanuoto Trieste allora, perché la Pallanuoto Trieste è l'associazione sportiva dilettantistica nata una ventina d'anni fa, un po' di più, e parto da lì perché da sempre nel cuore dei dirigenti della Pallanuoto Trieste l'obiettivo era proprio questo, lo sport come mezzo, come strumento proprio per educare i giovani a un certo tipo di attività sportiva, ma soprattutto per dare un certo tipo di principi. Della Pallanuoto Trieste oggi, nota bene, la Pallanuoto Trieste è l'unico club in Italia che ha la maschile, la femminile e la paraolimpica in A1, e per noi dirigenti queste tre eccellenze, le tre prime squadre, alla fine sono forse la cosa meno importante, tra virgolette. Per noi sono importanti le 12 squadre che ci stanno alle spalle, che sono quelle dei giovani. Per noi l'agonista ideale è qui con me alla mia sinistra, Daniel. Presentiamolo. Poi parlerà anche lui, ma è un po' una conseguenza di tutto un lavoro fatto dai tecnici, dai dirigenti all'interno della Pallanuoto Trieste. Lui comincia con la Pallanuoto Trieste da piccolino, fa il suo percorso, adesso è un giocatore, pur essendo molto giovane, è un giocatore della 1 maschile di pallanuoto, fa l'università, quindi è anche molto bravo anche a livello universitario, e non più tardi di un anno fa in Cina ha vinto con il Settebello le Universiadi, quindi una medaglia d'oro anche alle Universiadi. Quindi è proprio, ma è un qualcosa che viene fuori dalla grande capacità dei tecnici, dalla grande passione degli atleti, però fondamentalmente è un qualcosa di quasi automatico all'interno di un certo tipo di struttura. Quindi il percorso che fanno le prime squadre nella pallanuoto, nel nuoto, nei tuffi, nel sincro della Triestina, ciò che succede adesso con la scherma, con il karate, con la pallavolo, tutto all'interno di Trieste Campus è un percorso proprio fatto per i giovani che poi diventano anche bravi, ma lo diventano proprio quasi automaticamente. Infatti noi siamo tra le poche squadre a un certo tipo di livello che ha quasi tutti i giocatori suoi, e non è da poco. Cioè noi abbiamo una prima squadra di pallanuoto maschile che schiera 7 giovani, e parlo di alcuni del 2008-2006 in A1, quindi è un bel... e questo è fondamentalmente l'obiettivo. Quindi lo sport diventa veramente un mezzo, uno strumento per educare i nostri giovani. Io credo molto nei giovani e devo dire che molto spesso si sente parlare in un certo modo. Io ricordo quando io ero giovane, i giovani di oggi sono di gran lunga più bravi e più seri di
di quello che potevamo essere noi. Semplicemente ci sono mezzi diversi, devono imparare molte più cose, è molto più complessa la società, molte sfaccettature diverse. Prima eravamo un po' tutti un po' più inquadrati, la famiglia demandava molto alle istituzioni scolastiche, ma adesso molto spesso la famiglia demanda un po' troppo alle istituzioni scolastiche, alle azioni sportive dilettantistiche nel pomeriggio, anche per questioni di tempo, perché chiaramente i genitori sono ambedue molto spesso impegnati, però ciò che viene demandato a tutte queste cose che sta intorno alla famiglia, che invece è il fulcro di tutto, è forse un po' di più confronto una volta. Una volta, io mi ricordo, cioè, alle elementari, io sono arrivato in prima elementare che non sapevo scrivere, facevo il filetto, no? Adesso uno arriva in prima elementare che sa scrivere, sa l'inglese, conosce il computer, cioè, quindi è molto più difficile, le materie sono più complicate, sono molto più complesse, qualsiasi forma di studio è molto più complessa oggi confronto a volta, quindi ai giovani ho fatto un plauso in questo senso. Certo che c'è sempre una minoranza forse più rumorosa che fa più scalpore, però in realtà io ho 2 figli all'università, quindi sono anche sufficientemente giovani e quindi so un po' quello che è la gioventù più sana e che sono molto, molto preparati e in questo credo. Chiaramente vanno aiutati. Trieste Campus nasce proprio per questo. Trieste Campus è come un po' una grande polisportiva alla fine. È un SRL strutturata, quindi riesce a dare servizi qualitativamente validi e mantenersi economicamente da sola, senza dover poi dipendere sempre da qualcuno. E quindi un po' l'hardware dove stanno dentro tante associazioni sportive, in questo momento 9, tra cui tra l'altro non solamente le associazioni sportive dilettantistiche vere e proprie, come quelle che ho menzionato prima, ma anche la Calicanto, con la quale si collabora e fa tutta la parte degli sport integrati. Ma quello che a me poi piace di più di tutto questo è che gli sportivi, all'interno di una realtà come Trieste Campus, possono anche non solo praticare lo sport, ma possono poi anche lavorarci. I futuri progetti che abbiamo in piedi, sempre approfittando di questo bel strumento che è appunto il Project Finance, questo partenariato pubblico-privato, che è molto interessante per gestire certe strutture appunto sportive che necessitano anche di un certo tipo di investimenti, di manutenzione ordinaria, straordinaria, tutta una serie di costi di gestione che spesso, qualche volta, il pubblico è carente proprio in questo. E quindi se gestito dai privati in un certo modo può essere gestito al meglio. Diciamo che appunto all'interno di Trieste Campus la possibilità di ospitare i giovani non solo durante l'allenamento, ma anche con il progetto del doposcuola, dove grazie anche a un gruppo di 10 imprese triestine, una qui presente, gli Arts in the Campus, sostengono questo doposcuola che è a titolo gratuito. Ecco, grazie a tutto questo il giovane che frequenta il campus, e ce ne sono tanti perché le società, le associazioni sportive dilettantistiche che ho nominato comprende circa più di 3.000 giovani, che vuol dire anche 3.000 famiglie in realtà, quindi è una platea abbastanza ampia, possono usufruire di strutture in più per appunto studiare, per passare del tempo libero comunque, ma comunque stare all'interno della struttura e poi fare allenamento, ma non solamente finalizzata all'allenamento, finalizzata anche semplicemente allo stare assieme, anche i momenti di sport, ma un po' come io ho passato la mia vita in oratorio al CGS in Vilara, però andavo lì alle 2, finivo alle 6-7, andavo a casa, non c'era neanche il controllo di chi entra, chi esce, semplicemente era una vita un po' più semplice di rione, i miei genitori mi lasciavano lì e passavo lì tutto il pomeriggio, non è che facevo solamente l'ora, le 2 ore di allenamento, passavo lì di pomeriggio, avevo corsi di musica, corsi di altro genere e tutta questa parte di, tra virgolette, chiamato dopo scuola, alla fine era gratuito, e che era quello anche il significato e il grosso aiuto alle famiglie. E all'interno di Trieste Campus abbiamo dei 2 tutor, uno in materie scientifiche e uno in materie umanistiche, che sono a disposizione dei ragazzi, perché qualche ragazza ha bisogno anche di essere un po' seguito, non sono ripetizioni vere e proprie, magari da solo uno non studia, invece con qualcuno accanto può studiare. Ma quello che dicevo prima, tutti questi progetti che abbiamo in piedi, sono una serie di project financing ancora da sviluppare, oltre al secondo lotto di Trieste Campus che parte domani, che prevede un ulteriore ampliamento della struttura e quindi a completamento un po' di quello che è la prima parte che abbiamo inaugurato lo scorso giugno. Ecco, tutte queste strutture future, Trieste Aquatics, la piscina di San Giovanni, il Waterpolo Arena, la copertura del polo natatorio, la piscina stale del polo natatorio, soprattutto poi Trieste Housing, questa grande foresteria al posto dell'ultimo palazzo,
quel palazzo dedicato a mensa e spogliatoio dell'ex fabbrica macchine, del comprensorio del Kerda. Ecco, tutto questo poi dà anche lavoro alle persone. Quindi per me la cosa più bella è proprio pensare che non solo che i ragazzi del Calicanto non solo facciano lo sport integrato, ma possano anche poi lavorare, uno si sente anche poi più utile, più impegnato a lavorare all'interno di una struttura, non fare semplicemente la parte sportiva, ma soprattutto per gli ex sportivi, perché io ho tanti ex sportivi che lavorano per me, ho parecchi pallanuotisti all'interno della struttura, ex pallanuotisti, però spesso fanno un lavoro che non ha nulla a che vedere con lo sport, al di là del loro curriculum vita, fanno un lavoro perché gli serve un lavoro. Invece queste strutture qua, che necessitano sicuramente di un importante numero di persone, comunque hanno a che fare con lo sport. Quindi anche un ex sportivo può rimanere in questo mondo e dare il massimo per quello che ha sviluppato in tutti gli anni precedenti. Ecco, quindi questo in realtà è il vero significato di tutto questo, il vero significato di Testa Campo. Quindi, come diceva, lo sport è un qualcosa di trasversale che permette un po' di fare tutto questo per dare proprio ai ragazzi e alle famiglie una facilità nel poter, insomma, gestire i propri figli, è un supporto, e soprattutto ai ragazzi un certo tipo di crescita, e insegnare soprattutto ai ragazzi tutta una serie di fondamenti di carattere umanistico, di carattere morale, che in qualche maniera per farli crescere in una società. Noi viviamo in una società che ha portato avanti per decenni, per secoli, il concetto del diritto. Per noi il diritto è fondamentale, il diritto delle persone è fondamentale. Dobbiamo dire che oggi come oggi in certe società, in certe nazioni, questi diritti per fortuna sono fatti salvi, bisogna sempre tenerli d'occhio ed seguirli con attenzione, che non vengano calpestati, e quindi, però in qualche maniera sono fatti salvi. Se è passato qualche volta a un eccesso di diritto, ognuno vuol far prevalere i propri diritti anche per non principi importanti, anche per cose sulle quali si potrebbe tutto sommato soprassedere e parlare forse un po' di più di doveri. Quindi il nostro obiettivo principale è insegnare ai ragazzi l'importanza dei diritti, ma non tanto dei propri, quanto del fare in modo che gli altri possano far valere i loro diritti, e soprattutto però del proprio dovere, di fare il proprio dovere, perché fare il proprio dovere forse penso sia la cosa più importante che qualche volta forse manca, ecco, nell'insegnamento tante volte ai giovani. Grazie. Grazie. Fa piacere doppiamente in questi giorni in cui mi sembra che invece da un punto di vista politico, mi concedo questa parentesi, insomma, mi sembra che invece alcuni politici di caratura internazionale invece la pensino esattamente al contrario, quindi, e che si prendano o che intentano prendere quello che piace loro, diciamo, no? Quindi è tanto più bella invece questa idea, è tanto più generosa e egualitaristica, direi, questa idea del conoscere i diritti per conoscere i diritti dell'altro anche, e quindi in qualche modo entrare in relazione con gli altri. Scusatemi la parentesi, mi è venuta così. Volevo sentire adesso Daniel, cerco di pronunciare bene il cognome, Podgornik. Grazie. Daniel Podgornik. Mi viene in mente una domanda. Come sarebbe stata possiamo darci del tu, no? Come sarebbe stata la tua vita senza lo sport? Cioè, che cosa ti ha dato lo sport in termini, appunto, come diceva Samer, di etica, di morale, quell'aspetto umanistico, no? Al di là anche l'aspetto sociale, ma intendo dire più nella formazione personale, ecco. Grazie. Grazie, nessun problema. Innanzitutto ringrazio per l'invito, chiaramente, buonasera a tutti. Sicuramente lo sport ha sempre fatto parte della mia vita, sin da ragazzino. Entrambi i miei due genitori hanno praticato sport da sempre, da quando erano appunto bambini fino alle superiori. Hanno fatto tutt'altro, mia mamma giocava a basket e mio papà giocava a calcio. Triestina sta andando bene adesso. Sì, ho cominciato a vincere, sì. E io sono entrato in piscina. Ogni tanto penso a caso, ma poi ci ripenso bene e nulla a caso, no? Ero un ragazzo che viveva nei dintorni del Viale di Via Giulia
Sicuramente la piscina di San Giovanni è la piscina più vicina a casa, e quindi da quando la Pallanuoto Trieste ha preso in gestione appunto la piscina mi sono ritrovato lì. Vedendo i ragazzi giocare a pallanuoto ho cominciato a giocare anche io a pallanuoto, fin tanto che appunto ho raccolto i frutti del lavoro della società e mi sono ritrovato in prima squadra. Sicuramente la mia vita senza sport è difficile immaginarla, perché è parte fondamentale, da divertimento pomeridiano è diventato lavoro a tutti gli effetti, quindi diciamo che una vita senza sport me la immagino magari passata un po' di più sui libri all'università, ma anche questo non si può dire, perché magari avrei intrapreso delle scelte completamente diverse, magari sarei andato via anche da Trieste, chi lo sa. Da qua che siamo. Esatto. Lo sport mi ha legato anche alla città, chiaramente, essendo la società qua di Trieste, appunto io da Triestino, chiaramente mi sono legato molto a questa città. Quindi sì, una vita senza sport è davvero difficile da immaginarla per me, ecco, è parte sicuramente integrante e fondamentale. E che cosa ti ha dato fino ad oggi lo sport? Beh, lo sport sicuramente mi ha insegnato e dato grandi valori, dalla coesione del gruppo, mi sono passati ragazzi di ogni genere, di ogni tipo di personalità, avere a che fare con persone completamente diverse tra loro e interagire con loro, essendo uno sport di squadra il nostro. Inoltre sicuramente... Ma lo spogliatoio Esatto. c'è armonia o no? Perché se nello spogliatoio c'è casino non si va avanti. Deve esserci armonia. Noi c'è armonia anche con la squadra avversaria. Esatto. Ah, beh, sempre il post partita che invitiamo sempre tutti. Certo. Va bene. Sì, l'armonia in spogliatoio è fondamentale, senza di quella in uno sport di squadra non si va avanti, con l'individualità sicuramente non si va lontano. Quindi sì, anche soprattutto mi ha insegnato rispetto verso allenatori, dirigenti, che sicuramente da atleta bisogna cercare il più possibile di rispettare, di ascoltare, perché il loro compito sicuramente è quello di insegnare, di passare quello che loro hanno raccolto nella loro vita a te, che sei un ragazzo giovane, che chi ha voglia di imparare riesce a raccogliere. Ecco. Quindi questi valori qua sicuramente di rispetto negli altri e di interazione con ragazzi della tua stessa età che magari arrivano da situazioni diverse, familiari diverse. Questo qui, ecco, sicuramente. Grazie. Elena Gianello, fondatrice... Grazie. È difficilissimo questo. Fondatrice e presidente della ASD, Associazione Sportiva Dilettantistica, ho imparato. Sì. Calicanto. Quello che diceva Daniel Podgornik è anche uno sport di natura inclusiva, no? Cioè questo avere a che fare, come diceva giustamente lui, con ragazzi di differente provenienza, che sia sociale, che sia etnica o di nazionalità diverse. Il suo punto di vista su questo, sull'inclusione, sport e inclusione. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Ringrazio perché quando sono stata contattata per partecipare a questo dialogo con voi e ho letto il ruolo educativo dello sport, devo dire che questo è la frase che per me mi ha fatto crescere e mi ha accompagnato in tutta la mia carriera lavorativa. Sono un ex insegnante di scienze motorie, ho insegnato 42 anni nella scuola italiana pubblica tra la Lombardia, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia e devo dire che il modo in cui ho insegnato e poi ho fondato l'associazione sportiva Calicanto non è mai stato un modo agonistico, ma ho dato sempre valore educativo all'attività motoria e al movimento dei miei alunni
e dopodiché dei miei atleti e dell'associazione. Il ruolo diciamo che lo sport è la sintesi, secondo me, di quello che è poi un lavoro che viene svolto fin dalla prima infanzia dalla cosa più bella, che è il gioco. Nel gioco i bambini, noi tutti, quando eravamo piccoli, abbiamo giocato e attraverso il gioco abbiamo interiorizzato determinate regole di convivenza civile, abbiamo conosciuto spazi, abbiamo conosciuto persone senza per questo andare in scontro con altre persone, ma abbiamo collaborato, abbiamo imparato dei valori e questi valori poi si sono tramutati nel tempo nei valori dello sport. Educare da un punto di vista metodologico didattico vuol dire prendere il meglio dai giovani e farli diventare quelli che loro neanche non sanno di essere. Ecco, lo sport è il mezzo privilegiato per favorire quello che è lo sviluppo della personalità di qualunque giovane. Quando dico qualunque giovane, io ho sempre inteso anche i ragazzi disabili. Ho incominciato la mia avventura con la disabilità in un lontano 1996 in un istituto superiore di Trieste, per scherzo e per sfida, perché in quegli anni la disabilità non era così di moda come lo è adesso, e sottolineo di moda perché molte volte siamo andati avanti a mode e questo non mi piace perché le persone non sono mode, le persone sono persone e le persone hanno bisogno di essere valorizzate anche quando sono da buttare. E in questo ecco che intendo anche gli ultimi. Adesso è tanto di moda dire nessuno escluso. Beh, io credo che all'interno della Calicanto questo nessuno escluso è la frase principale con cui i nostri operatori, che ringrazio perché 2 ne ho qui che mi stanno così seguendo, sono 2. Nessuno escluso vuol dire tutti, anche con le proprie difficoltà, con le proprie potenzialità. Noi cerchiamo attraverso lo sport, in questo caso la pallavolo, la pallacanestro, il nuoto, la pallanuoto, perché poi si creano delle alleanze con le società sportive all'interno sul territorio. Ecco, abbiamo cercato di dare un'opportunità a tutti, scegliendo quello che poteva essere poi la scelta a sua volta dei ragazzi. I ragazzi possono giocare a pallavolo, possono avere attinenza a giocare a pallanuoto, possono essere predisposti a fare musica. Noi abbiamo anche una band, qualcuno di voi lo sa. La band è nata per un concetto di linguaggio. L'attività motoria è un linguaggio, il nostro corpo si esprime e quindi la musica altrettanto lo è, ma la musica è movimento. Provate a pensare a un batterista come muove in modo interdipendente gli arti superiori e gli arti inferiori. E quindi per me era movimento, ma era un movimento inclusivo, un movimento dove tutti i ragazzi possono in modo diverso impiegare il loro tempo libero. Ricordo un amico che diceva che il tempo libero deve essere un tempo utile e non inutile. E questo che muove la Calicanto è quello che muove il mio modo di vedere l'educazione e i valori dello sport. Quindi per me lo sport è semplicemente la sintesi, la meraviglia di quello che è un percorso che inizia molto presto da bambini, attraverso un'attività giocosa, gioiosa, di attività motoria, e poi diventa finalizzata. Finalizzata che cosa? Veramente nell'acquisire delle regole, dei valori dello sport, che tutti ben conosciamo e che molte volte devo dire come cittadino italiano vedo alcune cose in alcuni stadi che non mi somigliano, ma penso che non somigliano a tanti giovani che invece fanno sport, quello che dico io, sano. Ecco, arriviamo ad interiorizzare e ci sono certi giovani che grazie alle attività sportive, al di là di trovare un lavoro, ma sono diventati veramente, si parla tanto di cittadinanza attiva, no? Perché poi l'Italia è fatta di cose bellissime e di parole meravigliose. Cittadinanza attiva vuol dire essere persone consapevoli di se stessi, essere liberi di poter scegliere in maniera autonoma, però avendo una personalità forte, una personalità unica che si riconosce in questo e che viene condivisa con un gruppo.
al di là delle proprie diversità. La diversità a questo punto veramente diventa un grande valore, perché io, diversa dall'altro, accetto l'altro. Quando entro in campo a giocare a pallavolo, pallacanestro, pallanuoto, la squadra è fatta di tante diversità e tutte quante collaborano per poter valorizzare che cosa? Per poter giungere a un obiettivo. La cosa bella, permettetemi, che la Calicanto poi ha creato negli anni è stata quella di creare lavoro per i ragazzi disabili e lavoro per i ragazzi abili, ma c'è questa cooperazione tra di loro che nasce da un modo diverso di fare sport e di stare insieme agli altri. Si accettano i propri limiti, non vado al di là del mio limite, lo conosco, lo condivido, lo interiorizzo e sono una persona, anzi, che valorizza il proprio sé grazie anche ai limiti. Facevo sempre l'esempio quando ero a scuola di miei alunni che molte volte andavano in montagna adoperando le scarpe da ginnastica anziché le pedole. Purtroppo ultimamente abbiamo visto che è successo uguale, non serve, no? Insegnare. Ecco, andare in montagna non si va con le scarpe da ginnastica solamente, ma bisogna essere pronti, bisogna conoscere il proprio libero, conoscere il proprio corpo e le proprie capacità. Se non sono in grado, perché l'ho imparato sul campo, a scuola, l'ho imparato in una sede di un'associazione facendo sport, allora sarò una persona che non vanno a chiamare il 118 o comunque il soccorso alpino come abbiamo visto. Quindi ecco, per me il valore educare attraverso lo sport o educare lo sport, ecco, vuol dire tutto questo, vuol dire valorizzare quella cosa che è meravigliosa, l'unicità della persona, del giovane futuro cittadino italiano, futuro cittadino del mondo. Ecco, questo è... Mi sono un po' dilungata, però abbiate pazienza, ho una grande passione su questa tematica. Dare il microfono anche a una delle sue collaboratrici. No, sono riservate. Comunque... Tutti sono riservati, nessun parla. Lei, signora, sì, la sua esperienza, semplice, porti che Scusi, abbia pazienza. Fuori programma? Sì, con me fuori programma sono... La mia esperienza a Calicanto parte dalla prima superiore, quando mi è stato proposto di fare questa attività, perché ho fatto la scuola dove la professoressa insegnava a suo tempo e quindi sono andata a trovare. Devo dire che è un ambiente di giovani, sempre gestito da giovani, con giovani, dove si sono create, oltre a proprio lo sport, ma anche delle amicizie. Cioè i ragazzi li abbiamo portati a ballare fino alle 3 di mattina, quindi non è solo fare sport canonico, ma è anche fare delle vacanze. Ultimamente facciamo delle vacanze, andiamo a Lignano, li portiamo in giro. Lunedì partiamo, andiamo in montagna una settimana nella nostra regione, quindi facciamo anche attività, quindi non ci sono solo legami sportivi, ma si va al di là, c'è un'amicizia, c'è una cooperazione, quindi sono amici che ormai al di là di quello che può essere il lavoro, sì, io lavoro con persone con disabilità, con tutti i tipi di disabilità, chi più grave, chi meno grave, ma al di là sono persone, amici che ci sentiamo e ci vediamo al di là di quelle che sono le ore e le attività di Calicanto. Quindi sì, è un'esperienza bella, è un ambiente sano, positivo, dove tante volte vediamo la difficoltà al giorno d'oggi è proprio far avvicinare i giovani, perché magari sono tanto impegnati ormai non più dallo sport, perché entriamo nelle scuole su una classe di 20, pochi fanno sport a livello neanche agonistico, amatoriale, ormai nessuno fa più sport, però avvicinarli anche a far sport con noi, con Calicanto, è molto difficile. È un lavoro lungo e sicuramente non molleremo, ecco. Grazie. Grazie di cuore. Monsignor Malnati, allora parlavamo di inclusione, no? Mi veniva in mente, mentre parlava Gianello, per quanto riguarda l'aspetto dei disabili, no? In particolare, io ricordo una volta che
i disabili praticamente erano persone che erano costrette più o meno a vivere chiuse in casa, perché c'era una sorta di vergogna anche da parte delle famiglie, no? A mostrare queste persone che avevano dei problemi, in molti casi molto evidenti e molto forti. Invece lo sport è stato veramente un mezzo, quel fulcro che ha scardinato questa chiusura e ha schiuso, come dire, veramente ha aperto non solo nuovi orizzonti, ma una possibilità di vita per queste persone, no? E da qui poi alle Paralimpiadi, eccetera. Volevo sapere il suo punto di vista su questo. Il mio punto di vista, eccoci, è questo, che ogni situazione della persona umana può esprimere il meglio di sé possibile. E quindi è necessario che l'intera società possa percepire questo meglio possibile. E quindi le Paralimpiadi sono molto importanti, perché abbiamo visto con quanto entusiasmo queste persone si mettono in pista, cioè si mettono in rete, si direbbe, no? E quindi è necessario vedere come, attraverso delle situazioni che oggettivamente creano delle difficoltà, c'è una grande volontà di comunque competere e quindi dare il meglio di sé. E questo è, a mio avviso, un punto in più, e questo dobbiamo ringraziare lo sport. Io ho presente un impiegato della Orion, io sono cappellano di questa fabbrica e sono onorato di esserlo, il quale, ecco, da tempo si dedica proprio a questa situazione sportiva delle persone meno abbienti, non dal punto di vista economico, ma dal punto di vista di salute. E dice che ha avuto da queste persone, ecco, tanto incoraggiamento per le sue situazioni magari di difficoltà, di famiglia o di lavoro. Quindi è necessario tenere ben presente che lo scarto non è mai scarto, se vogliamo essere obiettivi. Cioè lo scarto ci richiama a vedere come anche all'interno di questa realtà, e chiedo scusa per la parola scarto, ci possa essere tanta qualità di vita e anche di insegnamento. Questo è per quanto riguarda il discorso, diciamo, della disabilità. Ecco, io vorrei che adesso lui ci dà un messaggio ai giovani e poi io presento quel concetto cattolico dell'educazione allo sport tratto dagli insegnamenti di Paolo VI e di Giovanni Paolo II. Please, dite sei inglese purtroppo, no? Un messaggio ai giovani. Sì, scusa, per lo sport, ecco, per certo. tutto. Allora, sicuramente il mio messaggio da parte ai giovani, da parte mia, è sicuramente quello di non perdere mai il divertimento per lo sport. È una questione che io sono fermamente convinto, anche che sia da qualsiasi punto di vista lo sport, che sia amatoriale, che sia a livello professionistico. Tante volte mi è capitato, no, magari allenamento, anche con appunto professionisti, che si arriva a un certo punto che si fa sport perché ormai è l'unica cosa nella propria vita, no? Quasi. Quindi quasi questa cosa morbosa, quasi eccessiva, no? Invece lo sport, secondo me, deve essere sempre prima divertimento, assolutamente. Questo a livello professionistico sicuramente non è sempre facile, perché dopo arrivano tantissime altre complicazioni nel percorso. Quindi ai giovani dico assolutamente divertitevi, soprattutto all'inizio, sono belle esperienze, provate anche più sport, perché focalizzarsi fin da subito, da giovani, proprio anche già a 8-9 anni su un singolo sport, tante volte porta, non so per esperienza, dopo magari non è così per tutti, no? Ma porta quasi a focalizzarsi troppo, a vivere per quello e distogliere tutto il resto da te.
Quindi sì, vorrei dare questo messaggio qui di divertimento e di spensieratezza anche. Tante volte anche leggo articoli di giornale in campi da calcio indifferenti, di liti anche fin da ragazzini, di quasi pseudo risse, se si può dire. Questi comportamenti qua sicuramente non sono adatti a quel tipo di pubblico e nuoce appunto alla salute e all'educazione stessa dei ragazzi, ecco, quindi questo per me è molto, molto importante. Bravo, grazie. C'è Gianella che voleva intervenire su questo. Grazie. No, volevo solo una precisazione, non Mannati. Quando educhiamo i nostri giovani, un ruolo importante sono gli adulti. Ecco, gli adulti devono essere un faro. Mi è piaciuto prima quando parlava il dottor Samer che diceva che il gruppo della pallanuoto ha delle persone, degli adulti che coinvolgono. Ecco, il ruolo dell'educatore, no? Cioè, allora noi parliamo di insegnanti, parliamo di allenatori, parliamo di preparatori atletici, sono tutti adulti, sono tutti educatori secondo me, cioè coloro che devono avere lo sguardo più lungo nel vedere che cosa sono in grado di fare i giovani. E nei giovani continuo a dire, io non ho nominato i ragazzi disabili, però non li voglio neanche nominare perché per me i giovani sono tutti insieme, sono un gruppo di persone e la professionalità è importante perché avere competenze professionali in ambito educativo, non soltanto quello tecnico, è fondamentale per crescere, per far crescere bene le persone. Ecco, quindi grazie di questo piccolo intermezzo. Grazie a lei. Allora, io farei in questo modo, ho due domande ancora da fare prima delle conclusioni che affido a lei, Monsignore. Uno è l'aspetto della crescita, di un aumento della correttezza in generale nel mondo dello sport, con delle conseguenze anche fuori che faccio adesso a Summer, e poi invece vorrei parlare dello star system che ruota intorno allo sport, che è invece poi l'aspetto più negativo, diciamo, che fa fare un passo indietro allo sport. Abbiamo visto ad esempio quanto è servito nell'ambito della lotta al razzismo, no? Lo sport, nel senso che una volta era tutto molto più crudo, diciamo così, no? Oggi se qualcuno si permette di appellare un atleta di colore, come è accaduto pochi giorni fa, e di chiamarlo scimmia o qualcosa del genere, questo giustamente scatena una polemica infinita con anche delle conseguenze di natura penale, ed è giustissimo. È cresciuto anche da un punto di vista di correttezza, io direi, con forse non tanto in Italia, ma ad esempio in Inghilterra è stato fatto tanto e gli hooligans hanno decisamente fatto dei passi indietro rispetto a quella violenza che vedevamo forse più fuori degli stadi che all'interno, no? Insomma, in qualche modo lo sport, oltre alle regole squisitamente sul campo, insomma, in qualche modo riesce forse anche a far crescere la società in una maniera più ampia. È così, Samer? Beh, indubbiamente. Diciamo che nello stesso tempo lo sport per me sono le associazioni sportive dilettantistiche, sono le Olimpiadi ad alto livello, ecco. Ci sono poi certi sport professionistici molto importanti, molto seguiti, che hanno dietro tutto un mondo commerciale che in qualche maniera poi alla fine è lontana da quello che è poi il vero significato degli sport. Se noi guardiamo le Olimpiadi abbiamo atleti di altissimo livello, certo alcuni sono supportati per quanto riguarda l'Italia dai gruppi militari, perché alla fine poi è un po' così, il tempo che necessita per arrivare a certi livelli
non gli impedisce di fare un lavoro di un certo tipo, però anche quello è un lavoro, perché alla fine fare uno sport a certi livelli, anche quello è un lavoro che deve venire a essere remunerato. Ci sono persone che poi una volta che finiscono il loro percorso sportivo, qualche giorno fa sul quotidiano locale c'era un'intervista con Stefania Pirozzi, che è con noi da qualche anno, e Stefania tra l'altro è la testimonial del Trieste Campus. Lei ha fatto 3 Olimpiadi di nuoto con le Fiamme Oro, adesso è una poliziotta e ha fatto la sua intervista, ha fatto i suoi corsi, è ben contenta. Abbiamo qui Davide Rubolo, che è ancora un tecnico, anche lui olimpionico medagliato, era nei Carabinieri, ha finito la sua avventura sportiva, continua a fare il tecnico ad alto livello, però fa anche il carabiniere. In Italia è un po' così. Ecco, diciamo anche noi, per me quindi lo sport, questo è lo sport. Quello che diventa puramente un'operazione commerciale può avere sicuramente un interesse, può essere anche una bella cosa. Io preferivo le partite di calcio domenica pomeriggio e basta, adesso c'è ogni giorno qualcosa, ci sono tantissimi impegni, cioè tanto per far cassa in qualche maniera, perché alla fine poi è tutta là, perché sennò insomma diventa... Quindi, però esiste anche il calcio, la pallacanestro, tutti i sport professionisti esistono anche a livello dilettantistico. Qui e là si ferma lo sport. Da lì in poi diventa una prestazione bellissima, importante, interessante, atleticamente molto valida, però tutto il contorno ha un 80% di sportivi, di tifosi, di gente che appunto segue queste cose che sono anche molto belle da vedere e che anche quelle chiaramente fanno gruppo spesso quando giocano le nazionali, però c'è purtroppo una grossa parte del pubblico che non ha nulla a che vedere con lo sport. Sì. Cioè quando si sente parlare di certe cose sia sotto il profilo del razzismo oppure di ciò che succede al di fuori dei campi da calcio, quella è gente che si bastonerebbe comunque da qualche parte, cioè non sono legate, quelli sono semplicemente persone che vanno lì e con la scusa dello sport trovano il modo di sfogare la loro rabbia e in qualche maniera va studiata e capita anche quella, perché comunque sono delle persone che in fin dei conti hanno imboccato una strada sbagliata e anche là bisogna capire perché si trovano in una certa situazione. Quindi non lo chiamerei nemmeno sport né tifo, è qualcosa di completamente diverso che si sfoga in un certo modo, in un contesto che molto spesso li spinge a fare questo. Prima parlavo, la pallanuoto è uno sport piuttosto fisico, non è che sia proprio così, c'è il contatto importante, come il rugby, qua. Però alla fine negli spogliatoi, alla fine della partita, anche se durante la partita in qualche momento ci sono dei momenti di tensione, anche nel pubblico, no? L'arbitro per esempio ha sempre torto, no? Cioè uno sempre per un motivo o per l'altro perde per colpa dell'arbitro, da sempre. E anche lì mi ricordo un bellissimo programma del testimone di PIF, ha fatto 2 puntate sugli arbitri, partendo dagli arbitri di calcio proprio dei bambini fino agli arbitri di calcio di A1, che è veramente io ogni tanto mi capita di parlare con quelli anche di sport minori, tipo la pallanuoto, sono i più appassionati di tutto, perché chi glielo fa fare tante volte, no? È una roba veramente, senza di loro non faremo niente, perché alla fine l'arbitro ci serve. Ecco, quindi diciamo che, come dicevo, questo negli spogliatoi, non solo all'interno della squadra, ma anche con la squadra avversaria in certe situazioni finisce tutto quando è finita la partita. Noi poi abbiamo il post partita, visto che adesso Trieste Campus è vicino al polo natatorio, andiamo tutti quanti là dopo la partita anche la squadra avversaria e alla fine poi uno vince, uno ha perso e quindi alla fine ti passa, no? Perché se stai da solo che hai perso magari tira tristi, dopo l'altro ha vinto e tutto passa, ci si consola più facilmente. Ecco, tutto questo però tra gli sportivi, e qua parlo anche di sportivi professionisti ad alto livello, non esiste. Cioè è quello che succede sugli spalti, perché tra coloro che giocano, anche se sono avversari anche in sport particolarmente fisici, poi comunque non succede, e lo è anche in certi sport professionisti, è quello che succede all'esterno, molto spinto da motivi, appunto come dicevo prima, che nulla a che vedere con lo sport, che in qualche maniera impoverisce tutto questo, però anche là bisogna capire perché succede e in qualche maniera tentare di evitarlo con educando le persone, a partire dai giovani. Grazie. Gianello, prima di lasciare le conclusioni a Monsignor Malnati, lo Star System quanto incide oggi sui giovani? Cioè quanto costituisce un elemento un richiamo, diciamo così, un elemento di attrazione e quindi anche
forse anche di sviamento per certi aspetti rispetto alle regole canoniche dello sport, no? Voglio dire, l'immagine del calciatore dell'Avelina, ecco, no? Purtroppo è un elemento di forte richiamo per i giovani, no? Allora mi chiedo, visto che molte discipline fanno parte di questa, come dire, sono all'interno, cooptate quasi da organizzazioni che hanno poco a che vedere con lo sport, diritti televisivi, pubblicità e quant'altro, bisogna ricorrere o, come dire, limitarsi agli sport secondari per trovare ancora un'autenticità, una voglia di fare sport e di divertirsi, come diceva Dani? Beh, allora, procediamo con ordine. sì, procediamo con, perché quando si parla di sport, allora abbiamo lo sport amatoriale, Sì. abbiamo, cioè, quello che abbiamo parlato fino adesso è sport spettacolo, è sport professionistico, cioè questi vengono pagati, questi bravissimi tra l'altro giocatori vengono pagati per vincere, ma per fare spettacolo, perché andare allo stadio è comunque un momento, anziché andare al cinema andiamo a vedere una partita di calcio e questi percepiscono anche uno stipendio. Il problema è l'esagerazione di questo sport spettacolo. Noi di Calicanto abbiamo lavorato molte volte con atleti di alto livello, non soltanto nell'ambito, abbiamo collaborazione con la Pallacanestro Trieste, al di là della Pallanuoto Trieste, ma anche con atleti di alto livello della vela. Alla fine tu ti relazioni con queste persone, con questi giocatori o con questi sportivi e sono persone gentilissime, persone di cuore, persone che hanno anche grande attenzione all'altro e al diverso. Il problema è quello che sta attorno, che è un impianto economico che li, tra virgolette, li porta a essere quello che forse loro non vorrebbero essere, cioè viviamo di immagini. E l'immagine ovviamente che loro devono dare è un'immagine che viene richiesta un po' dalla società odierna. E quello che si può fare e che abbiamo fatto nel nostro piccolo a Calicanto è quello di invitare questi giocatori a giocare con i ragazzi del settore giovanile. Noi li abbiamo fatti, è da anni, dal 2001, che ogni mercoledì la Pallacanestro Trieste veniva a giocare con i ragazzi della Calicanto, abili e disabili insieme, non c'era distinzione. E c'erano i giocatori della prima squadra che entravano alti, sembrava che poi diventavano piccoli, cioè diventavano come gli altri. Anzi, c'erano i ragazzi Downs che insegnavano ai giocatori della Pallacanestro Trieste come bisognava interagire con un altro ragazzo Down o con un ragazzo abile, perché c'è un concetto di coeducazione. E si coeducavano tra giocatori di Serie A e i nostri atleti. C'era un riequilibrio, c'era un respiro nuovo, che non è un respiro chissà, è un respiro che esiste nel mondo dello sport. Solo che chiaramente bisogna creare delle occasioni per poter fare questo. Mi viene da pensare anche adesso con la Pallanuoto Trieste abbiamo l'Acquaparty, dove giocatori di Serie A1 giocano in questo contesto pomeridiano con i nostri ragazzi della Calicanto. Tutti entrano in acqua, la cosa che li contraddistingue è il colore diverso della cuffietta, tutto il resto sotto, cioè giocano. Stanno giocando e non c'è il più bravo o il meno bravo, è un gruppo di giovani che stanno insieme e si conoscono. Ecco, probabilmente è importante mantenere alto il livello della nostra anche nazione, no? Perché insomma, quando alle Olimpiadi io vedo salire la nostra bandiera italiana sul podio e suona l'inno, io sono emozionata, forse come sportiva, forse come italiana, non lo so, però è un orgoglio per me. Però ecco, in questo senso qui però nella quotidianità bisognerebbe comunque non esaltare queste persone, ma rendere quello che sono dei giovani che fanno sport e che dedicano gran parte della loro vita allo sport e allo stare insieme per far divertire gli altri, perché è uno spettacolo. Quindi ecco, questo sta molto alla dirigenza. Ecco, dirigenti che siano illuminati, ce ne sono tanti, e si vede la differenza.
in alcune squadre dove i dirigenti illuminati hanno un modo di imprimere una strada, un modo diverso di gestire la società e di gestire anche tutte le persone che lavorano all'interno del proprio sistema sportivo e associazionistico. Quindi ecco, ce ne sono, li abbiamo anche a Trieste, quindi già. Monsignor Malnati, riusciamo a tirare un bilancio nel rapporto tra sport ed etica? Una domanda, diciamo, poche ore di intervento. Certamente, certamente. Allora io parto dall'età classica, cioè, sì, dunque lo sport, le Olimpiadi nascono nella Grecia di Platone, di Aristotele, delle persone di pensiero. Quindi, come dicevi tu in apertura, mens sana in corpore sane. Quindi, anzitutto, mens sana. Pertanto, tutto quello che è l'aspetto corporativo deve entrare nella logica di questa dimensione di valori. Nella Grecia classica, colui che doveva avere il compito di gestire una città, eccoci, una polis, doveva avere le virtù, un uomo di virtù, una donna di virtù. Quindi innanzitutto il discorso dello sport è uno sviluppo nei confronti tra la mente e il corpo, che passa attraverso la dimensione del cuore. Non era così nell'antica Grecia, perché colui che aveva un difetto veniva buttato dalla rupe di Sparta. Quindi c'è bisogno anche di una correzione, e questa correzione lo fa a torto collo, per coloro che cristiani non sono, il cristianesimo. Dunque il valore dello sport sta nel fatto che coloro che sono gli attori e quindi gli educatori, come diceva giustamente la signora, devono portare alla dimensione delle virtù, le virtù umane, prudenza, giustizia, fortezza, temperanza, già citati da Cicerone, poi fatte proprie anche dalla Chiesa. Per me il cristianesimo si inserisce sulla dimensione antropologica tout court di quella che c'è. Allora, la prima cosa nello sport è sviluppare questa dimensione tra fisicità e ragione. Quindi c'è un recupero di che cosa? Dell'equilibrio. L'equilibrio tra le mie forze fisiche e ciò che io devo compiere a mio favore, a favore della famiglia, a favore della polis, della società. Quindi lo sport in sé per sé non è una realtà implosa, è una realtà inserita, è una cerniera tra il soggetto e la società, quindi la polis. E quindi la società non può chiudersi in se stessa, ma appunto si lega alla dimensione della realtà della polis. E questo, ecco qui il discorso della tifoseria, eccetera, eccetera. Io non sono contrario al fatto che lo sportivo prenda il suo stipendio. In un concetto economico come il nostro è doveroso che prenda il suo stipendio, perché cosa fa? Fa un lavoro che è anche beneficio della società, se cresce nelle virtù. Quindi, ecco, è necessario entrare in una dimensione di rispetto nei confronti delle qualità che il soggetto ha. Quindi lo sport, attraverso anche la dimensione, secondo il concetto greco, del filosofare, deve far crescere la persona. Quindi, come dicevate, diritti e doveri. Nella logica, come diceva lui, del gioco. Infatti, sullo scudo d'Achille era raffigurata la pace. Come? La pace si raffigurava come la semina, il raccolto e la gioiosità della polis. Quindi ha ragione il nostro Podgornik che è necessario che colui che fa sport lo senta come gioco. E qui entriamo nella dimensione degli educatori. Io spesso sento, perché ho più di 50 anni ho fatto il parroco, no? Sono stato sempre in oratorio,
tutti i pomeriggi, nonostante che insegnassi a scuola, eccetera, eccetera. Ho visto la sofferenza dei ragazzi nei confronti dell'educatore o del mister che li mette da parte. Per quale ragione? Perché non è bravo come l'altro. E quindi nascono all'interno dello spogliatoio, in senso lato, delle conflittualità che portano addirittura il ragazzo ad abiurare ad uno sport. Quindi questo è molto importante. Lei deve essere attento a ciò, se mi permetto. Perché il ragazzo, se non va volentieri in chiesa, c'è qualcosa che non funziona. Se non va volentieri all'associazione sportiva, c'è qualcosa che non funziona. E spesso la disaffezione di un ragazzo nei confronti di uno sport nasce proprio da questa conflittualità, che è: tu non sei bravo tanto perché io ho bisogno di un altro, devo vincere la partita. Allora non è tanto il fatto che io cresco come squadra e anche ovviamente mi configuro, però in una dimensione di rispetto, nella realtà del soggetto. E poi c'è anche un'altra realtà, a mio avviso, dal punto di vista del diritto. Noi siamo la nazione del diritto con i romani, no? Ecco, il ragazzo che entra in una società non può uscire da questa società senza penalizzazioni 1 anno, 2, 3 anni. E questo non va. Questo non è rispetto della persona. Perché se il ragazzo non si trova, non per capriccio, ma per situazioni, non ci deve essere una sanzione. Questo è un qualcosa da legiferare, a mio parere. Eccoci. Quindi è una cosa importante. Poi io devo dire che a Trieste la stragrande maggioranza delle società sono società pulite, sane. Purtroppo porcherie ci sono anche tra i preti, ci sono purtroppo anche nello sport, ma non è questo il discorso. È la progettualità. Una progettualità dove deve crescere anche l'aspetto spirituale. Quando c'era il Centro Italiano Sportivo a Trieste, ecco, io allora avevo qualche impegno anche in curia, cercavo di fare in modo che tra le società sportive ci fosse l'opportunità di lasciare un determinato orario per il catechismo. Perché l'antropologia del soggetto è mente, cuore e anche spiritualità. Se lo sport esula dalla dimensione della spiritualità, non fa un lavoro completo nei confronti del soggetto e della persona. Ovviamente non mandare i figli tra i talebani, per amor del cielo, ma una formazione spirituale equilibrata, solida e necessaria. Questo è per quanto riguarda lo sport praticato. Poi c'è lo sport passivo e qui è un grande problema, perché si annidano tra gli sportivi passivi, cioè i tifosi, la mancanza di rispetto, l'abbiamo detto prima. Quindi l'importanza che la società faccia in modo che la tifoseria sia lontana dalla violenza, soprattutto politica e fisica. È quello che noi assistiamo, no? Ci sono delle persone che vorrebbero volentieri andare a vedere, io sono milanista, il Milan di qua e di là, però per paura non mandano i figli, hanno ragione. Però è una delimitazione della libertà che non dipende dal governatore, ma dipende da un'educazione che noi abbiamo. E quindi io credo che anche lo sport passivo abbia bisogno di una lettura, sia da parte ovviamente delle società, e questo già lo fanno, ma anche da tutta la società. Ora, io vado, come diceva la signora, c'è un aspetto ludico dello sport, va bene, però questo aspetto ludico deve portarmi alla serenità, deve portarmi a una serata o un pomeriggio dove io ho goduto, ho sofferto perché la mia squadra ha vinto o la mia squadra ha perso. Ma non quindi il discorso della violenza. Io ricordo con grande sofferenza quando, ricordo a Varese, hanno fatto una partita di pallacanestro tra gli ebrei e una squadra nostra. Hanno buttato le galline nel campo. Ecco, questo è un qualche cosa che non va. Cioè il portare le tesi
diciamo, sproporzionate nella dimensione politica, nello sport, questo inficia tutta la ragione per cui l'antica Grecia ha voluto le Olimpiadi, perché dall'antica Grecia noi abbiamo avuto il sapere, il filosofare. Allora diventa importante, ma non qui c'entrano poco le associazioni sportive, c'entra tutto il modus essendi della nostra società. Un aspetto ludico non deve portare con sé né violenza né contrapposizione, allora si cresce. Ecco, quindi anche il discorso molto bello che ha fatto signora Guanello, no? Tra le varie realtà, il campione che viene a incontrare gli sportivi. Io ricordo quando c'era il portiere Agazzi della Triestina, io sono stato cappellano della Triestina e finché io non mi vinceva, adesso non c'è più, no, comunque va bene. E ho fatto portare il portiere Agazzi della Triestina ai miei ragazzi del catechismo, erano entusiasti. Non è vero che il campione poi porta una distanza no, dipende come il campione si rapporta, no? Quanti, quando c'era Baggio si faceva il codin, ma non per questo sono diventati malviventi. Cioè, se il campione porta con sé un'etica come lui, che ci ha dato il messaggio, credo che sia molto importante che le squadre, diciamo, dilettanti incontrino il campione, il quale è diventato tale perché ha cercato anzitutto dei sacrifici per giungere a ciò che ha fatto, ha conseguito umanamente quelle virtù che sono necessarie ed ora certo dà le sue prestazioni, come fa quel tennista dell'Alto Adige, di fronte al quale io tolgo il cappello anche se non ce l'ho, ha dimostrato una dimensione etica di grande qualità. E allora il campione dipende da come si rapporta, quindi ti va avanti così come che te sono e vabbè, e questo è quello che volevo dire, chiedo scusa. Benvenuti all'appuntamento, terzo appuntamento con 30 minuti SPI CGIL. Oggi parliamo ancora di sanità e lo facciamo affrontando però l'argomento sotto il profilo socio-sanitario, quelle che sono le problematiche, fare una fotografia di quello che è questo ambito nella nostra regione, poi andremo più in particolare a vedere cosa succede a Trieste. Lo facciamo con Daniela Bais, che è la segretaria dello SPI CGIL del Friuli Venezia Giulia. Bentornata. Un saluto, bentrovati, un saluto al pubblico che ci segue. E benvenuto ad Adriano Sinkovic, che invece per la prima volta qui nei nostri studi è del segretario generale dello SPI CGIL di Trieste. Grazie per essere con noi. Grazie a voi per l'invito. E allora, partiamo da lei, Bais, per capire un po' qual è l'ambito e di che cosa parleremo questa sera. Parliamo di ambito socio-sanitario, dunque problematiche che vanno ad impattare non solo sulla sanità in senso stretto, ma anche sull'assistenza alle persone che hanno bisogno. Sì, andiamo in continuità a quello che avevamo visto la volta scorsa. Oggi, se partiamo con la prima figura, cominceremo ad analizzare invece che cos'è, quali sono le previsioni che sono previste dal decreto ministeriale 77 del 2022, cioè quel decreto ministeriale che va a ridefinire il modello dell'assistenza sanitaria territoriale. In questa figura noi vediamo l'organizzazione di un distretto ideale. Qui si fa l'esempio di un distretto con 100.000 abitanti situato in un'area urbana e vediamo che ci sono tutte le funzioni che devono stare e che devono essere soprattutto sotto la regia di un distretto chiaramente forte che si relaziona sia con la centrale operativa e quindi con il soccorso, sia con l'ospedale e poi con tutta una serie di strutture territoriali
a partire dalle case della comunità, che possono essere in numero diverso a seconda del numero di abitanti e anche della situazione territoriale di riferimento, gli ospedali di comunità, poi abbiamo l'hospice, che sono quelle strutture deputate alle cure palliative al fine vita, e poi ci sono funzioni come l'assistenza domiciliare, le residenze per anziani, che qui nella figura vengono definite come RSA, ma non sono le nostre RSA. In Friuli Venezia Giulia le RSA sono un'altra cosa. Queste sono le case di riposo, quelle che chiamiamo normalmente così. Ecco, e quindi noi vediamo che da questo grafico le funzioni si intrecciano, in particolare hanno un focus sulla popolazione over 65, quindi sui più anziani, e per quanto riguarda l'assistenza domiciliare è previsto un incremento dell'assistenza sanitaria a domicilio che deve andare a coprire almeno il 10% di questa popolazione più anziana. Noi oggi siamo al 5%, quindi abbiamo un largo margine di miglioramento, ma dirò di più che in questa regione, visto che siamo una regione che ha delle possibilità, noi chiederemo anche di superare questo limite, perché parlare di numeri e di indicatori ha senso fino a un certo punto. Se non si fa un'analisi territoriale dei bisogni reali che ha la popolazione, allora poi qualsiasi numero insomma, ha un significato che resta insomma, un numero messo là, ma non assume un significato concreto per la salute delle persone. Ecco, il decreto ministeriale 77 quindi rappresenta un punto di partenza, su questo bisogna essere molto chiari. Le leggi sempre non rappresentano mai il livello massimo di raggiungimento degli obiettivi. Quando si dice che in un distretto tipo di 100.000 abitanti ci devono essere 2, 3, 4 case della comunità, si parla di numeri minimi, perché in realtà quello che la riorganizzazione deve portare a casa come risultato è che ci sia un approccio innovativo per ridurre le disuguaglianze di salute, quindi per fare in modo che tutti possano accedere agli stessi servizi e che non ci siano ostacoli che non riguardano la volontà della persona. Le case e gli ospedali della comunità proprio per questo devono essere progettati in maniera molto flessibile. Ogni territorio ha le sue caratteristiche, ha le sue esigenze, vedremo poi anche i dati ad esempio della realtà di Trieste ci mostreranno una realtà particolare rispetto al resto della regione. E bisogna tener conto non solo delle caratteristiche sociali ma anche geografiche, se ci riferiamo ad esempio a un'area montana o a un'area urbana. Non esiste quindi, se torna indietro, un modello valido per tutto e per tutti. Ma quello che è importante a nostro parere e come SPI rivendichiamo fortemente è che la comunità deve essere la protagonista di questa riorganizzazione, perché la comunità ha il compito di progettare, gestire e anche valutare questi servizi. Non si chiamerebbero case e ospedali della comunità se il modello fosse stato ideato in maniera diversa. E quindi che cosa deve avvenire all'interno di queste case? Vediamo nella prossima. Nelle case della comunità, che sono il vero fulcro della riorganizzazione territoriale, noi dovremo trovare risposte rispetto ad alcuni elementi. Il primo è la presa in carico. Il sistema sanitario deve considerare le persone, i suoi diritti e i loro bisogni a 360 gradi, quindi non si va a offrire prestazioni, ma ci si occupa della persona in maniera globale, perché una persona si rivolge a questi servizi per pianificare il proprio percorso assistenziale. Questo vuol dire che la persona va in un punto unico di accesso e da là i professionisti che se ne prendono carico organizzeranno il suo percorso di salute. La prossimità è una delle caratteristiche delle case della comunità, non solo prossimità geografica, ma anche prossimità in termini di essere vicini all'utente e comprendere le sue reali necessità. L'integrazione sociosanitaria è un altro punto fondamentale di questa riorganizzazione, c'è già, ma vanno rivisti i modelli, vanno ridefiniti anche gli accordi che attualmente abbiamo tra le aziende sanitarie e i comuni e i servizi sociali dei comuni. Ecco, in quest'ultima
in quest'ultima rappresentazione. Qui si vedono anche degli standard che sono stati previsti dal decreto e qui vale il discorso che facevo prima, cioè sono standard minimi, però insomma alcuni standard ci sono. Noi probabilmente abbiamo già standard superiori, questo vuol dire che noi dovremo migliorare indipendentemente da quelli che sono gli standard che sono posti per tutto il territorio nazionale. Insomma, noi abbiamo la fortuna di avere una realtà un po' più avanzata. Ancora una cosa sulle case della comunità, ne sono previste 23 in regione con i fondi del PNRR, cioè del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, però la regione ne ha aggiunte 9 per arrivare a 32 che saranno finanziate con fondi di tipo regionale. Quest'anno l'assessore ha annunciato l'apertura di 6 di queste case della comunità: Trieste, Udine, Gemona, Cividale, Sacile e Maniago. E sappiamo però che la scadenza di quelle che saranno finanziate col PNRR è giugno del 2026. Ecco, noi abbiamo qualche perplessità sul fatto di poter stare nei tempi, perché siamo fortemente in ritardo. Allora, andiamo invece, come detto, più nel dettaglio della situazione di Trieste, poi evidentemente nelle prossime puntate, nei prossimi appuntamenti con 30 minuti SPI andremo ad affrontare anche le altre aree della regione. Partiamo però dal capoluogo con Adriano Sinkovic, con una serie di dati che ci permettono di capire in questo momento qual è l'impatto di questo speciale ambito della sanità per quanto riguarda la città di Trieste, l'ambito di Trieste. Sì, prima devo inquadrare un attimino la situazione in particolare degli anziani di Trieste, no? Nel senso che noi parliamo su circa 230.000 abitanti, di oltre 60.000 persone che sono over 65 e con una fortissima presenza di over 80. Teniamo presente che sul fronte dell'utilizzo dello strumento ospedale oltre il 60% degli utenti degli ospedali sono over 65 e quindi abbiamo un mondo che peraltro è in forte crescita, perché ci sono degli indici, no, di invecchiamento ad esempio che vedono nel giro degli ultimi anni non dico un meccanismo geometrico, ma insomma l'aumento è veramente significativo. Perché cito questa cosa? Perché è il bacino sociale demografico sul quale si calano i problemi sociali o sanitari, problemi inerenti alle condizioni di reddito da una parte o di patologie fisiche per quanto riguarda il fronte sanitario. Ecco, cominciamo a vedere le prime slide. Che cosa ci dicono? Abbiamo tratte alcune per dare un'indicazione, cioè per dire che in questo mondo che è un grosso utilizzatore dei servizi sociali e sanitari, il mondo degli anziani, noi abbiamo una condizione, sono riportati i dati medi delle pensioni private, quindi significativo il 1449 per capirci, dell'anno 23, cioè il valore medio lordo di una pensione privata era questo, in quel raggruppamento, in quella platea che prima ho accennato. Quindi parliamo di un dato medio non enorme. Potrei aggiungere anche che le rilevazioni sulla crescita della ricchezza in regione, quindi anche a Trieste, vedono nelle aree di definizione sociale, quindi il reddito fisso, il lavoro autonomo, il reddito d'impresa, la condizione, il valore delle pensioni all'ultimo posto nella scaletta economica. Un altro dato importante, quello più sotto la slide, appunto, il grafico 2, cosa vediamo qui? Abbiamo i dati 19-23, no? 5.662, 4.919 sono i dati dell'ATS, cioè l'ambito territoriale sociale triestino, cosiddetto, cioè il comune di Trieste, dove noi l'indennità di accompagnamento è un sensore, no? Queste sono le indennità erogate dall'INPS a non autosufficienti e invalidi. Anche qui abbiamo un numero importante. Possono essere anche meno di 65 ovviamente,
però ci dà un altro elemento di lettura. Complessivamente in tutto il territorio triestino, e quindi con l'altro ambito che è l'ATS Carso Giuliano, la slide 2, abbiamo anche qui, vedete, non c'è una grande differenza sul valore delle pensioni, quindi il reddito da pensione medio, sottolineo medio, è relativamente basso, e abbiamo un numero di indennità, in questo caso sono 638 più avanti, ecco, 638 sono le indennità di questo ambito che raggruppa gli altri 5 comuni della ex provincia di Trieste. E quindi per un totale di 5.557 indennità di accompagnamento, cioè abbiamo quasi 5.600 persone conclamate che hanno l'indennità, quindi una situazione abbastanza grave, perché i meccanismi di concessione di questo meccanismo è abbastanza rigido, abbastanza determinato dalle leggi, e ricordo che vale 531,76 euro al mese. Questo è diciamo un punto di inquadramento della situazione. Quindi diciamo che c'è una situazione molto complicata a cui il sistema oggi, perché diamo degli elementi del sistema oggi, quindi vediamo questa slide, cosa ci dice? Ci dice che abbiamo a Trieste, nei 2 ambiti, 70 RSA, cioè RSA nazionali, ma sono case di riposo. La maggior parte di queste case di riposo sono private, privato-commerciale. Quelle pubbliche, come vedete, sono quelle più in basso, o privato-sociale, diciamo così. Il grosso di questa risposta per un numero di posti letto che sono complessivamente 2.888, sono quelle autorizzate dalla Regione fondamentalmente, e che si dividono 2.521 posti letto per l'ambito triestino e i 367 posti letto per il Carso Giuliano. Sono posti letti che vengono poi divisi per varie tipologie, no? Che sono le Gran Prate. Ovviamente quando si va nelle residenze parliamo di situazioni di difficoltà reale sociosanitaria, e quindi la maggioranza dei posti letto, in questo caso per l'ambito triestino, sono 1545 per non autosufficienti, parliamo di persone che non sono autonome, sono anziani in questo caso in grandi difficoltà, e quindi necessitano di un ricovero istituzionalizzato, insomma, ecco. Poi abbiamo l'altro dato che è quello del Carso Giuliano, vabbè, lo vediamo dopo, restiamo su questa slide. Noi per inquadrare il tema, no, i bisogni, c'è questo dato, la parte sotto della slide, sono 12.222 persone non autosufficienti nell'ambito del sociale triestino, più ce ne sono altre 2035 nel Carso Giuliano, quindi stiamo parlando di 14.250 persone censite, diciamo così, che godono di una situazione di forte difficoltà, di non autosufficienza. Questo è un elemento che va fortemente sottolineato, perché si porta dietro molti problemi, compreso quello che vedremo più avanti, che riguarda il soddisfacimento, cioè l'attuale strumentazione in atto, che è la strumentazione in essere prima della descrizione di quanto previsto dal DM 77, cioè è l'oggi per capirci, quello da dove veniamo e dobbiamo andare dentro la norma nazionale che illustrava prima la Daniela Bais, e con una situazione a Trieste molto complicata, perché abbiamo quindi un invecchiamento progressivo e accelerato con un aumento notevole degli ultraottantenni. Noi abbiamo numeri molto rilevanti di ultraottantenni. Trieste è una città in cui alcuni rioni sono ormai non al 30% quasi medio, che è il dato della provincia di over 65, ma abbiamo
rioni, zone che sono al 36% di over 65. 36% di abitanti sono over 65. Quindi una situazione demografica sociale che si porta inevitabilmente dietro notevoli problemi. Se la risposta attuale è la descrizione del numero di case di riposo, del numero di posti letto dedicati per l'elemento istituzionale, che è una parte importante, cosa però vediamo da questa slide? Anche qui sono frutto delle nostre ricerche, no? Qual è il livello della copertura della domanda sociale, che è il primo grafico, esattamente. Cioè, come vedete, il dato complessivo di copertura di posti letto per over 65, per 100 over 65, noi diamo una risposta a 13. Questo è un primo problema abbastanza rilevante, perché se abbiamo un processo di invecchiamento accelerato e i sessantenni sono utenti maggiori dei servizi sanitari e sociali e abbiamo un'accelerazione sugli over 80, Trieste si presenta a questo appuntamento del riordino necessario, peraltro, non solo perché c'è una legge, necessario per dato di fatto. Dobbiamo costruire un'offerta di servizi innovativa e noi condividiamo nell'impianto che è previsto dal DM 77, che prevede delle cose molto importanti e di novità. C'è questo dato collegato che collega la prima slide, è importante questo. Qui vediamo, sono i dati delle rette medie per autosufficienti e non autosufficienti, sono le rette giornaliere, 64 e 79, sono un po' più alte queste le rette del Carso Giuliano, se torniamo un attimo indietro, di quelle del Triestino, che sono leggermente più basse, probabilmente legate a un dato di mercato, bisogna dirlo così, cioè nell'ambito del Triestino noi abbiamo 52 case di riposo private, quindi il valore delle rette sono leggermente più basse. Non cambia molto, diciamo, però è un dato un po' particolare. Ovviamente stiamo parlando di molti più posti letto per l'area triestina rispetto all'ambito Carso Giuliano, insomma, dico. Poi abbiamo quest'altra qui, gli utenti. Ecco, vediamo ancora per descrivere avanti questo dato. Questo è un dato diciamo che risulta sostanzialmente dalle ultime, infatti vedete sono dati 19-22, sono le ultime rilevazioni ufficiali che la Regione ha fatto, le relazioni sociali cosiddette. Vedete una disaggregazione per alcuni dati e c'è un elemento abbastanza significativo che è spiegato in parte ovviamente dal Covid, no? Perché in mezzo 19-22 abbiamo il Covid, no? Cioè una diminuzione di utenti, no? 12.996 nel 19, 10.444 nel 22. In mezzo c'è il Covid, che è un punto di passaggio molto importante, voglio ricordarlo, perché è anche la ragione dove è nato il DM 77. Il DM 77, provvedimento nazionale governativo, è nato dopo il Covid perché allora il Paese si è accorto della necessità di definire una sanità territoriale strutturata e meglio strutturata anche in relazione ai numeri che il Paese sul quale si sta avviando, cioè di un forte incremento di demografia di anziani e di grandi anziani soprattutto che cioè si vive di più, per nostra fortuna media, e però questo comporta dei problemi non di poco conto che sono legati a patologie o anche difficoltà sociali, perché dimentichiamo quella condizione di reddito su cui si potrebbe anche discutere a lungo, no? Possiamo portare altri dati,
quei 1440 valore medio delle pensioni private in quelle di Trieste ci consegna un quadro sociale di grandi difficoltà, soprattutto se lo tariamo oggi nel momento in cui abbiamo le liste d'attesa in sanità e devi andare a acquisire prestazioni sanitarie sul mercato privato, abbiamo una rinuncia alla cura. Tant'è vero che noi diciamo che c'è un dato di 24% di anziani che hanno deciso di non curarsi, di non fare gli esami, eccetera, eccetera. Questo è il dato medio regionale, ovviamente. Trieste sta dentro questa cosa qua, con l'aggravante di avere un concentrato, peraltro in zona urbana, che è una particolarità, comporta anche questa dimensione notevoli problemi, insomma. Ecco. Se possiamo vedere, no, torniamo un attimo indietro, quella precedente. Sì, ecco, allora qui abbiamo anche una disaggregazione per tipologie di interventi, no? Che cosa emerge in questa specifica? Immerge che la quantità, cioè noi abbiamo un forte intervento di assistenza sociale dal punto di vista economico, ma non abbiamo un altrettanto forte intervento che riguarda il vero e proprio servizio di domiciliarità. E tant'è vero che questo è un punto che è diventato oggetto di iniziativa sindacale, non solo dello SPI CGIL ma anche della CISL e UIL Pensionati a Trieste, in quanto abbiamo avviato da qualche mese un percorso di confronto con tutti i comuni in cui abbiamo posto il tema di aiutare gli anziani e le famiglie, perché poi c'è un problema di carico economico sulle famiglie, in caso di necessità di assistenza, aumentando gli interventi di domiciliarità. Aggiungo anche un punto critico che Trieste, nel panorama regionale, tipologia di popolazione, anziana in particolare, sta tra i punti più bassi di erogazione di servizi domiciliari. Quindi un quadro abbastanza vario, come abbiamo visto, con alcuni dati che si riferiscono a qualche anno indietro, quindi c'è da aspettarsi, visto che l'aspettativa di vita aumenta di volta in volta, per fortuna, come ricordava lei, si vive di più, ci sono tante esigenze, c'è da aspettarsi, le faccio una domanda a cui le chiedo una risposta rapidissima, c'è da aspettarsi un peggioramento, tra virgolette, rispetto a quello che è il quadro di adesso, considerando che alcuni dati non sono ancora disponibili? Sì, direi, non è, cioè, è proprio un dato oggettivo, direi quasi matematico. Peggioramento che non significa il fatto che le persone vivono di più e ce ne sono di più, ma peggioramento nel senso di quello che stiamo discutendo, cioè della necessità che c'è la necessità assoluta di ampliare, qualificare la rete di servizi territoriali, cioè quello che c'è fuori dall'ospedale, e diceva Daniele illustrando i principi del DM77, è fondamentale che i comuni e le aziende sanitarie lavorino insieme. Noi in questa regione abbiamo i compiti, il sociale è competenza dei comuni. O si aumenta l'integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari, o molti di questi servizi sono destinati a impattare in maniera critica sull'utenza. E quindi ad aggravare il problema. Vengo di nuovo da lei, Daniela Bais, sì, per quest'ultima slide in cui andiamo un po' a fare, come dire, un altro riassunto di quello che abbiamo detto, aggiungendo alcuni altri particolari su questo tema. Sì, allora abbiamo selezionato tra le tante 8 proposte di miglioramento che lo SPI regionale intende porre alla giunta regionale, perché sono aspetti che rappresentano, ognuno di essi di per sé, hanno una caratteristica d'urgenza. Il primo è quello già citato sulle liste di attesa, quindi persone che non si curano e agende chiuse. Le agende non possono essere chiuse, c'è un divieto di legge su questo, ma continuano, nonostante l'intervento che è stato fatto con ulteriori convenzioni con il privato accreditato, continuiamo ad avere questo problema, e quindi attese infinite oppure necessità di spostarsi di territorio anche quando questo può diventare un vero e proprio problema,
ma soprattutto rischio di non poter fare l'esame a meno che uno non si rivolga alle strutture private intese come privato non convenzionato. Poi per poter attivare quelle che sono le previsioni del decreto ministeriale 77, quindi avere realmente funzionanti sul territorio tutte le strutture che abbiamo visto nella prima figura, le case di comunità, gli ospedali della comunità, le centrali operative, i punti unici di accesso, dobbiamo per forza di cose provvedere a un piano di assunzioni straordinario, perché altrimenti rischiamo di ritrovarci con delle strutture anche belle, anche attrezzate, ma senza persone che vi possano operare al loro interno. Non si possono fare le cose a parità di risorse, quindi bisogna aumentare il numero di persone. La stessa cosa, ne abbiamo già parlato, chiediamo di aumentare gli assistiti over 65 a domicilio anche in percentuale superiore a quella del 10% prevista dalla norma nazionale, restituire un ruolo di regia a distretti che devono tornare ad essere distretti forti, cioè distretti che fanno regia e programmazione sul territorio, dare l'opportunità a tutte le persone di poter ricorrere a un medico di medicina generale che venga loro assegnato, e anche chiarire come i medici di medicina generale svolgeranno un ruolo fondamentale all'interno delle case della comunità. Stimolare le amministrazioni attraverso una regia regionale ad adottare nuovamente piani di zona, o chiamiamoli anche con un altro nome, ma comunque strumenti fondamentali di integrazione che ormai da alcuni anni sono stati abbandonati e che comunque devono rispondere alle nuove visioni che sono previste sull'assistenza, sul riordino dell'assistenza territoriale. E poi una cosa importante, aumentare le risorse per la non autosufficienza, che non è finanziata a livello nazionale e che quindi va finanziata con risorse regionali. Anche qua chiediamo uno sforzo per integrare, la Regione già fa questo tipo di razionalizzazioni, le ha fatte ad esempio sul Fondo dell'Autonomia Possibile, riconducendo le varie tipologie ad un unico fondo, ma noi chiederemo anche di integrare queste risorse del Fondo dell'Autonomia Possibile con il fondo destinato all'assistenza domiciliare dei servizi comunali e con il sistema residenziale per gli anziani, e quindi tutto il sistema dei contributi che ci sono ad esempio per le rette. Bene. Quindi questo è un quadro sintetico delle principali proposte che noi vogliamo fare per migliorare il settore. migliorare il settore. Ringrazio Daniela Bais, segretaria regionale dello SPI CGIL FVG, e Adriano Sinkovic, che è il segretario generale dello SPI CGIL di Trieste. Andremo avanti poi nelle prossime puntate con la ulteriore approfondimento. Puntata, ci tenevo a dirlo, andiamo verso l'8 marzo e quindi faremo Si una parlerà della donna, puntata sulle donne anziane. Grazie per essere stati qui con noi, grazie a voi per averci seguito, buon proseguimento in nostra compagnia. Grazie.